Buongiorno. Mister, ma vi siete svegliati tardi? No, siamo svegliati presto. Come stai? Vabbè. Allora il coach mi ha detto tutto zona 2, Sì. le salite a tutta. Sì. Quindi Ci sta, dai. ci sta. No, aspetta, non la prima, Non la prima perché è qua. Ma perché allenamento oggi? Ma è sempre allenamento. Bravo! Io ti sarò. Io ho messo l'evento. Primi. Già critiche. Domenica 24 maggio, l'Airons Gravel Cormons, partiti 60 km, tipo 500 metri di slivello, ma sono tutti strappi come questo dopo 1,5 km. Vale. Xavier già non parla più. Nel videoblog di Matteo Titola Serie Mo. Io ho preso la tua comunque. Come? Ah sì. Sì. No, fermatevi al Ross. Quella 2. L'hai già staccato però. Sì, sì. Scusa la canaletta. Comunque il dislivello è tutto nella prima metà, no? Sì, sì. Fino a Nova Gorica, no? Sì. 30 con 500 e dopo 30 piatti. No, finché il dislivello su strada non è un problema. L'avevo distratto. Ti stavo aspettando, ti sei vestito diverso. Bagnomo. Eccolo! No, anche ho ferrato. Ah, Dai, dai, dai!
Puttana miseria. Mi sono piantato anche l'altro giorno qua. Troppo sassoso. Smosso. Stai fermo lì. Però il problema è del Veneto secondo me. O ti becchi il piattone o ti becchi, a me sarebbe perfetto, una salita massacrante. Il coach aveva detto le salite in zona 2 e le discese a tutta, no? Ha detto così, ha detto così. Oh, via, via, via. Buongiorno.
Gaffuri sbaglia. Questo è anche bello, Oh. Ora porto troppo morbido, mi hai portato dentro. Ciao. Pioggia, sono numeri pantoffi adesso. Sì, sì. Ah, adesso giù. Giù qua? Sì, sì. Prendiamo una ciclabile Ah. sul cano. Col cavo sì. Sì, penso di sì. Quale fai? Penso il corto. Oggi pensavo Sì. noi pensavamo di fare questo, ma alla fine era più bello questo. Sono d'accordo. Anche a me piaceva di più il 60, che andare giù subito a grado, un giro ho fatto 1000 volte. Cioè io ho un uccello per me era un po' che Sì, ok. Sai, questo almeno c'era anche un po' di dislivello. Sì, 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 sì. Ce l'avete anche il film, le stradine che hanno fatto. Bello, bello. Poi ovviamente è una gravellata ma parte sempre la bagara. Certo. Mettere giù il piede dentro la macchina non No. Via. Sono riuscito a prendere 2 verdi, anche quello su. Preso il verde qua? Tutti e 2. Io proprio. Tempismo perfetto. Tieni fortuna questa. No, non è un talento. Un'ora e mezza, 4,50 dislivello, 28 km. Siamo al ristoro. Matteo, tiri adesso? Ehi. Non so se era giusto, sai Matteo? Non lo so. Non lo so Matteo se era giusto, sai? No, vai comunque guarda, vieni di qua. Andiamo per la strada principale. Lo capivi male. Tanto voleva andare dritti prima. Esatto. Scopriremo solo a fine giro se abbiamo preso una posizione in classifica in quel segmento o se Xavier aveva sbagliato a dire. Molto più probabile la seconda. Sinistra. Era quella vado come ti cade, no? Se quella facevo con il papà. Sapevi voglia. Cazzo, se ne arrivano strade bianche. Sì. I prezzi.
Sartoriano. Molto figo. Molto molto. Ma tutto il pezzo, diciamo da Nova Gorica fino a Cormons, se lo fai al contrario, anche molto figo, Cazzo voli, Occhio. Allora Filippo. Torna su. Vai, 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 vai. No, 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 d'astuzia, T'ha fregato con poco. no, le mani al cielo, Botman Art. Grande d'astuzia. Bello, divertente, e sono contento di aver fatto il corto, perché con questo caldo il lungo sarebbe stata una bella cucinata. Ok, prendo dentro il telefono, tac. Adesso mi cambio e doccia a casa e raggiungo la family al mare. Niente, volevo fare le conclusioni mentre mi sistemavo prima di partire, invece c'era un ragazzo che voleva il mio parcheggio. Comunque, figo, mi è piaciuto, il giro bello. L'avevo già detto nel video di quella mezza recon che ho fatto un pezzo di giro con Manuel, la prima uscita che ho fatto con la Pinarello Grevileffe. Tutto, diciamo, il primo pezzo di oggi al contrario. È bello, quindi fattibile anche al contrario, secondo me è molto divertente. Ripeto, giro divertente, vario, mi è piaciuto, niente di impossibile, strappi duri sì, ma il Coglio è così, si sapeva, è anche il motivo per cui abbiamo scelto il corto rispetto al lungo, che aveva un po' più di salita, o meglio il corto ha un po' più di salita rispetto al lungo, e poi tanto in giù verso Grado. Oggi secondo me ti prendevi una cucinata fotonica, faceva caldo già nel corto, e no, direi bello, voto alto, organizzazione bene, percorso traccia bene, ci siamo divertiti, a parte quel signore che ci ha minacciato quando siamo scesi da San Mauro, però vabbè, eravamo in tanti e siamo entrati in una proprietà privata sbagliando strada un po' veloci. Figo, da rifare, mi è piaciuto, ma ci vediamo al prossimo video, quindi fatemi sapere anche voi se c'eravate, se avete fatto il corto o il lungo, se vi è piaciuto, e basta, ci vediamo al prossimo. Ah sì, come dire, figo, nel senso di particolare, ma anche molto molto imbarazzante essere fermato da qualcuno di voi che guarda i video per scambiare due parole o perfino per fare delle foto, cioè assurdo, follia, però bello perché
è anche un po' il senso di fare i video, cioè condividere, magari ritrovarsi e fare qualche chilometro insieme, oppure come mi è capitato anche alla fine a un ristoro, alla fine del giro, mangiando la pasta. Figo, mi è piaciuto. Quindi se state guardando questo video e ci incontriamo in giro, fatevi riconoscere, salutatemi, che mi fa piacere, perché voi vedete la mia faccia ma io non vedo la vostra, quindi sarebbe impossibile riconoscervi, quindi salutatemi pure, che mi fa piacere. Magari c'è un po' di imbarazzo da parte mia, però ripeto, è figo, mi fa piacere, è anche uno dei motivi per cui condivido alcuni giri, alcune cose. Ci vediamo alla prossima, ciao!